La notizia è stata ufficializzata con una nota della prefettura di Belluno che ha chiarito che ha ammesso lo spostamento degli abitanti pordenonesi di Erto Casso e Vaionto in provincia di Belluno e in particolare nei comuni di Ponte nelle Alpi e Longarone per l'acquisto di beni di prima necessità o per accedere a servizi non disponibili in quei territori comunali. Una bella soddisfazione, abbiamo lavorato in squadra insieme ad altri comuni, organismi ed enti. Ringrazio la prefettura di Belluno, quella di Pordenone e anche il ministro D'Incà per questo risultato. I comuni si erano mossi subito dopo il DPCM del 26 aprile scorso per il legame legato alla memoria storica e al ricordo della tragedia del Vajont. Noi abbiamo una comunità che si chiama Nuova Erto, sono residenti sfollati dopo il disastro del Vajont, sono circa 300 persone che non avevano l'opportunità, vista la situazione del Covid-19, di recarsi in Friuli nelle loro case di origine. Ora possono farle col DPCM del 4 maggio e poi c'era la situazione degli amici di Erto, Casso e Vajont che non potevano sconfinare dalla regione Friuli verso la provincia di Belluno. E così, dimostrata l'assoluta necessità per l'acquisto di generi di prima necessità e per l'accesso ai servizi non disponibili in quei territori comunali, la prefettura ha consentito alle richieste dei rappresentanti istituzionali sollecitati dai cittadini di quei territori. Un altro passettino in avanti verso questa fase 2 in cui siamo ovviamente in questo momento immersi, che mi auguro veramente possa garantire questa limitazione del contagio e quindi guardare con più fiducia al futuro.